Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? In simultanea con voi quando sono scoccate le 12:38, insieme a Francesco il Grande, solidamente sulla tolla di comando Regia Tecnica, con temperature che dicono, secondo la commissione internamente 25 gradi tondi, sembra il limite delle temperature draghiane. Esternamente invece 7,8 gradi centigradi, sempre sopra lo zero, ovviamente 95%, e 1000 tondi millibar la pressione, 95% l'umidità. L'abbraccio sempre forte 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 alla signora Adrianangela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde, e loro ci seguono e ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, chi sa buona Radio Libertà, campo oltre 100 anni, meditate gente, meditate. Le altre piattaforme, gli altri supporti dei quali seguirci, naturalmente la Radio DAB, ormai è ovunque, il sito radiolibertà.net, e poi ancora abbiamo il profilo Facebook, dove potete trovare anche, dedicato alle donne e agli uomini di buona volontà, le sinossi delle interviste che poi ascolterete in oltre la pagina delle mie, faccio le mie intanto, e poi YouTube a targhe alterne, Twitch e social di ultima generazione, poi ancora Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e infine le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri telefonini. Esauditi ed esauriti i convenevoli formulaici, la presentazione di Oltre la pagina, le interviste, piatto ricco, micifico. Intanto torniamo sul caso Rami, perché per qui in Parlamento avremmo il senatore Paolo Tosato, che è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, e con lui parliamo del DDL sicurezza. Sabato e domenica la Lega ha organizzato, mi sembra, in più di 400 città, comuni, paesi, la raccolta di gazebo con la raccolta firme. Vale anche su legaonline.it, naturalmente a sostegno delle forze dell'ordine. Voi lo sapete, in opposizione a questo decreto legge si sta urlando al fascismo, si stanno facendo, ho visto anche i soliti noti scendere in piazza. La Lega tiene invece molto 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 a sottolineare la protezione verso chi indossa una divisa, perché stanno vivendo queste ragazze e questi ragazzi, oddio c'è anche qualcuno che non è più ragazzo ma è sempre, insomma, sulla cresta dell'onda, stanno vivendo momenti molto difficili, vengono aggrediti. Ieri ho visto su Rete 4, ieri sera, la vicenda del vice brigadiere sequestrato e massacrato, mi sembra 1000 giorni di prognosi, incredibile, dai centri sociali, black bloc, quella gente lì, insomma, non è una bella aria, e la Lega in questo DDL sicurezza ha inserito molte, diciamo, iniziative. C'è la tutela legale, c'è la body cam. Pensate, ne parleremo con Tosato, pensate se fosse stata indossata, come è previsto nel DDL sicurezza, la body cam nel caso Rami. Anche avesse sbagliato la gente, sarebbe emerso, perché presumibilmente poi non è che uno
fai in modo che sia sigillata, immagino, no? Se si vuole verificare la veridicità dell'accaduto. Altrimenti tutto quel can, se fosse stato verificato la responsabilità di qualcuno, si sarebbe agito, quindi nessuno avrebbe potuto soffiare sul fuoco. Invece, se si fosse verificato che i poliziotti non hanno nessuna responsabilità, non hanno responsabilità alcuna, non sarebbe potuto succedere nulla. Anche è successo qualcosa, purtroppo, la morte del ragazzo. Questo però, se fosse andato tutto come sembra sinceramente sia andato, sarebbe stato zitto anche Sala e il suo consigliere Gabrielli, ex capo della polizia. Dico una, me ne dico un'altra, questo non è nel DDL sicurezza, è una cosa che un'iniziativa, un'iniziativa che era stata portata avanti, se vi ricordate, da Matteo Salvini nel 2018-19, quando era ministro degli interni, il taser, l'uso del taser. Io non capisco per quale motivo, qui parlo da cittadino, qui svesto, non mi interessa destra e sinistra. Io so di aver, bene o male, per mestiere, questo secondo mestiere più vecchio del mondo, leggi i giornali, cerchi di informarti, eccetera. Mi è capitato di imbattermi in più di qualche caso, in più di qualche articolo di cronaca nera, dove si riporta che il delinquente, quando vede il taser, si ferma e si arrende. È facile capirlo, no? Il delinquente abituale sa che la gente non può sparargli, la pistola serve solo nel caso gli sparino addosso o nel caso possono mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Altrimenti uno non è, se un carabiniere vede un borseggio non può sparare, cioè, stiamo scherzando, anche mancherebbe solo quello, saremmo in Squid Game. E quindi il delinquente lo sa e fa quello che vuole. Invece quando c'è il taser sa che può prendersi una di quelle scossone che gli sistemerebbero un po' il sistema nervoso, e quindi si ferma. E allora non capisco perché ci sia una forte opposizione, e mi dispiace dirlo, sono sempre loro, cioè gli esponenti di sinistra, che non vogliono saperne. Perché non volete saperne? Spiegatemi da che parte state, viene da chiedergli. Vabbè, questo non sono conclusioni che devo avere io, chiedo scusa, ma l'argomento si presta, anzi, se volete anche dire la vostra, noi apriamo le linee a vostro beneficio, per telefonare in diretta 02 92 94 7222. Invece per gli interventi via WhatsApp da leggere 340 6709 659. Quando volete potete intervenire. Andiamo avanti perché c'è molta altra carne al fuoco. Buone notizie sul fronte del lavoro, perché la crescita dell'occupazione non è dovuta solamente a una convergenza congiunturale, è stato domata l'inflazione, è diminuito il costo dell'energia. Una telefonata, poi continuo. Avremo Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Sì, ti sento. Sono Albino. Ciao. Caro, ecco, caro Pellegrini, io sono quello che avevo detto che malgrado il barbone è un aspetto molto giovanile. Sì, e infatti mi avevi detto puoi chiamarmi com'è quel nome strano che non l'ho capito, vabbè dai. Il soprannome che mi ha dato il mio gatto, Ciccio Barbù. Ecco, esatto, puoi chiamare Ciccio Barbù, dico vabbè dai. No, adesso ovviamente non sono davanti alla televisione. Comunque, a parte quello, per quanto riguarda il discorso ladri, guardie e ladri, no? Vecchissimo, c'era anche stato un bel film. Innanzitutto, io vedo, ci sono i documentari, dai, non sono fake, adesso si ama dire fake le falsità. Tu vedi, negli Stati Uniti non ti fermi, hanno le manovre apposta per speronarti, va bene? La macchina si chiama la manovra pit, ti vengono dietro, ti danno un colpo alla coda della tua macchina, tu fai 2 giravolte, dai il giro, va bene così. Mettono le strisce chiodate per terra e va bene così. Io ho visto un inseguimento in Brasile, vabbè, lasciamo perdere il Brasile perché dicono quelli sono un po' selvaggi, però la polizia, il motociclista che inseguiva la moto gli è volato addosso alla moto, proprio l'ha messa sotto in sostanza. Da noi no. Allora qualcuno mi spieghi, se io faccio un inseguimento e quello mi dice no, io non mi fermo, con che cavolo lo fermo?
ma con cosa lo fermo? Lo posso inseguire da Torino a Canicattì, al massimo quando si riferavano al distributore di benzina, e devo fare anche molta attenzione a come mi rivolgo. Ma dai, ma è una pagliacciata. Ma io mi domando, sto governo, ma tutti i governi precedenti hanno mai pensato a queste cose? Se tu ad un certo punto, lasciamo stare il discorso di quel ragazzo che è morto, per la carità, io dico anche va bene così perché poteva fermarsi, ma come l'avrebbero fermati a quelli? In che maniera? Come? Se li stringevano, li facevano finire contro un muro e non cambiava nulla. È chiaro? Ai Okay. tempi che furono, io ho fatto 50.000 mestieri, ho anche indossato una divisa, è chiaro? Allora un mio collega, inseguendo in moto, inseguendo un'autovettura, questa ha tentato ovviamente di fare delle manovre diversive. Come lui ha visto che stava rischiando di finire lui contro il muro, ha tirato fuori la pistola, gli ha sparato, gli ha bucato la gamba, tutti zitti, ha fatto bene, ma ti parlo di 50 anni fa. Oggi invece sono diventati buoni e cari, allora possono tutti fare i cavolacci che vogliono, e poi adesso finisco, vedi quelle scene veramente che mi fanno star male, dei carabinieri presi a calci nel sedere, cazzo, chiedo scusa per la parola, ma com'è possibile? L'altro che salta sulla macchina dei carabinieri, la prende a calci, gli dà i pugni sui vetri e questi fanno retromarcia e se ne vanno. Perché? Perché non sono tutelati da uno Stato. Allora loro devono tutelare uno Stato che non li tutela, ma li mandino tutti a stendere, politici in testa, e vabbè, lasciamo perdere. Grazie per l'attenzione, ti saluto, ciao, ciao, ciao. Benissimo, grazie Albino. E quindi avete sentito anche quello che è lo stato d'animo, insomma, soprattutto dalle nostre parti. Appunto, il senatore Tosato illustrerà i contenuti che vanno. C'è anche il sostegno legale, ve l'ho detto, c'è anche l'inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell'ordine. Ero sull'economia, cioè ci sono delle agevolazioni per le assunzioni che stanno, diciamo, incentivando e sono tra le conseguenze benefiche e positive che hanno portato all'aumento dell'occupazione. C'è anche un cambiamento molto interessante nei meccanismi contributivi, ce lo spiegherà appunto Marino Longoni. Io eh, ve la sistemo in modo abbastanza grossolano, con parole mie. Questi provvedimenti tenderanno, anziché a diminuire le tasse all'arrivo, diminuiranno l'imposizione fiscale in partenza, in modo che non vi siano burocrazie, perché per esempio per l'assunzione degli apprendisti c'è un tran tran burocratico che spesso fa sì che l'imprenditore o il professionista rinunci, cioè ci sono delle problematiche. Si vuole fare in modo che alla base, alla radice, venga, diciamo, praticato il taglio fiscale, venga l'agevolazione, in modo che non ci siano queste problematiche. Quindi anche un cambiamento molto molto radicale della mentalità che ha questo Stato nel momento in cui vuole venirci a mettere le mani nelle tasche. Ecco, un po' il vento è cambiato. Sull'economia sicuramente sì. E poi avremo ancora, chiedo scusa, no, c'è anche un WhatsApp. Allora, questo è Maurizio. A Gaza Hamas risulta vincitore per il popolo dei terroristi che sotto di loro vivono. I sequestri di israeliani purtroppo premia, dato che ogni sequestrato vale 100 terroristi di Hamas. A Gaza, un popolo che da decenni vive solo con i contributi internazionali senza mai creare nulla, solo stipendiati come soldati di Hamas, basta finanziarli e sfamarli se non producono, così hanno sempre meno tempo per essere terroristi. Maurizio deve essere anche, sì, sicuramente un leghista, perché Maurizio si ricorderà che all'inizio di questo secolo era scoppiata la polemica, la Lega l'aveva fatta scoppiare, perché era emerso che era dopo l'11 settembre, la Lega aveva denunciato il fatto che l'Unione Europea versava non so quanti soldi ai palestinesi.
E insomma, che non sono proprio farina faustis, come diceva Nonna Vittoria. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrini Zetta. Buongiorno. Allora, io ho chiamato per il terzo mandato di Luca Zaia. Allora, fino adesso, signor Pellegrini, sono già state raccolte 10.000 firme a suo nome. Un sondaggio per sfondare, dico io. Questo l'ha detto il dottor Stefani, capogruppo della Liga Veneta. E termino, a Roma a questo punto non potranno pensare di decidere tra di loro nei palazzi. Tutto qua. La saluto e buona giornata. Allora, lo sapete, questo è un altro aspetto. A me sembrava addirittura già 12.000. Comunque sì, insomma, una cifra enorme. È un argomento che ancora inoltre la pagina non ho trattato. Oggi inoltre la pagina invece tratto il discorso delle alleanze con il professor Paolo Natale, che è docente ordinario di scienze politiche ed è anche consulente Ipsos. Un'analisi, una panoramica sulle alleanze a sinistra e su quello che dovrebbe fare il PD oggi, partendo addirittura dal 46. Nel 46 scoprirono comunisti, socialisti, PC e PSI, che si presentarono divisi, che uniti avrebbero avuto 4-5 punti più della DC. Quindi nel 48 si presentarono uniti, presero non so quanti punti di distacco, cioè presero una bastonata. E diciamo che in politica il totale non è la somma non fa il totale, cioè, e abbiamo visto nel corso soprattutto poi degli ultimi 30 anni, quando il maggioritario ha comportato la necessità di alleanze, abbiamo visto che per esempio vi ricordate il PDL, Forza Italia più Alleanza Nazionale, non ebbero i voti che avrebbero avuto presentandosi, che di solito prendevano presentandosi separati. E accade lo stesso con i DS, quando erano PDS e Margherita, presero meno voti rispetto a quello che avrebbero dovuto prendere uniti. E poi ci sono degli altri esempi che adesso francamente mi sembra UDC, CCD, qualcosa del genere. Comunque sta di fatto, lì siamo più in piccolo. Tra l'altro salutiamo Francesco il Grande e il benvenuto a Lorenzo il Magnifico. Quindi la tolla di comando è sempre presieduta alla grande e presidiata soprattutto alla grande. Mi è venuto in mente, mentre appunto analizzavo anche i dati del professore, poi ne parlerò, io chiederò, che l'unico caso quindi in cui la somma non ha fatto il totale in senso positivo, nel senso che il totale è andato oltre la somma, è stato chi? È stato Umberto Bossi, quando ha messo insieme Lega Lombarda, Liga Veneta, Movimento Friuli, Lega Piemonte e Lega Liguria, poi ce n'erano altri ancora adesso. Comunque questi movimenti, l'unico che aveva qualche voto era la Liga Veneta, la Lega Lombarda nell'89 è arrivata al 9-10% nelle regionali, c'era stato nel 69 il Movimento Friuli, mi sembra, aveva, aspetta, nel 69 era stata già istituita o l'ho istituita dopo? Forse non vorrei fare confusione con le date, comunque il Movimento Friuli aveva avuto 3 consiglieri regionali, con Fausto Schiavi, era l'ingegnere dalle Lochi, poi è morto di tumore a 43 anni, è stata una perdita per l'autonomismo friulano importante, decisiva. E comunque diciamo che messe insieme non erano saliti a Roma 3 tra deputati e senatori della Liga Veneta nell'83 e poi nell'87 2 della Lega Lombarda, Bossi e adesso mi sfugge il nome dell'altro, quindi poca roba. Invece poi nel 92, quando abbiamo la Lega Nord, cominciamo già ad avere l'8-9% con un numero conseguente. E vediamo cosa deve fare, perché se non fa il campo largo non vincerà mai la sinistra, Ellis Lane, ma se lo fa rischia che non funzioni. Quindi un po'
si rischia la fine dell'asino di Buridano. Allora, torniamo su Che giorno è, dopo questa lunga presentazione, ricordandovi sempre che le linee sono aperte anche al servizio WhatsApp e vediamo. Mattarella cita Primo Levi: la peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Sono rimasto impressionato perché è vero che sono passati 6 anni, 7 ormai a marzo, quindi sono tanti in effetti. E quando si è vecchi il tempo vola, e quando si è giovani che non passa mai. Vecchia saggezza che non serve a nulla. Però vi ricordate 7 anni fa quando Mattarella non voleva il governo giallo-verde? Si mise in mezzo in tutte le maniere, e qualcuno suggerì addirittura proprio Liliana Segre, no, nominate lei, datele a lei l'incarico, se non altro a livello emblematico, per dire quanto la figura di Liliana Segre fosse venerata. Non potevi guardare, non potevi dire neanche era più ancora di Sergio Mattarella. Adesso ho visto sul suo sito, quello che è il sito, insulti, ma il peggio, addirittura adesso la chiamano la attrice, la accusano di strumentalizzare la Shoah, l'accusano di farsi i viaggetti alle spalle dei morti, degli ebrei, dei campi di concentramento. Peccato che lei ci sia stata. Ed è incredibile vedere che adesso, siccome i peggio insulti arrivano da sinistra, allora si girano dall'altra parte. Se prima era uno di destra a rivolgere un insulto di questo genere, apriti cielo, no? Chiedevano, cioè, ma anche giustamente, su bisogna avere dei limiti, poi si può scegliere di oltrepassarli, bisogna avere dei confini e dei limiti, poi state a sceglierlo, ma devi averli perché fanno riferimento. Riferimento, secondo me, la Shoah è un riferimento, anche non solo in termini politici, ma in termini umani. E adesso però, siccome sono loro che insultano i pro-Pal, eccetera, e allora fanno finta tutti di niente. Toccava vedere anche questo. Va bene. Allora, vi dicevo che in Che giorno è, oltre, poi ci saranno anche i rilevamenti demoscopici, i sondaggiati. La musica per voi. La musica per voi prevede il vocione, che meraviglioso vocione. Lui è palermitano, no? Pensavo fosse palermitano e catanese. Mario Biondi, che vocione, che gusto, che piacere. Sentiremo lui, poi sentiremo la tromba. Lo sapete, no? Il duo musicale, la vecchia battuta, eh, lei suona il piano e lui la tromba. È una vecchia battuta che alle ore 13 potevi anche risparmiarti, Ciccio Barbò. Comunque la tromba di Fausto Papetti, Davi Giù, era famoso Lorenzo Fausto Papetti, quando noi eravamo adolescenti, metà anni 70, c'erano ancora i negozi di dischi con i dischi in vetrina, e chissà come mai i dischi di Fausto Papetti stavano mesi, mesi e mesi, perché diciamo che c'erano le donne discinte. E allora fermiamoci e partiamo con un... Cosa ti ho messo lì, un Fausto Papetti? Ah, quello che vuoi tu, scegli tu.
Allora, riprendiamo con che giorno è? Che giorno è? È il 9° giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì martis 28 gennaio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Dr. Livingstone, I suppose. Henry Morton Stanley, giornalista ed esploratore britannico. È leggendaria questa frase che viene citata come esempio della plomb in inglese, no? Imperturbabilità in mezzo all'Africa. Deve cercare il dottor Livingstone, lui lo cerca in tutta l'Africa, trova un bianco in mezzo a una tribù di indigeni. E cosa gli dottor Livingstone, I suppose. Fantastico. Poi chissà se è vera. Poi abbiamo Colette Sidonie Gabriel, scrittrice, che ha detto una frase fantastica, meravigliosa: non ci sono gatti comuni. E ricordatevi che nessun gatto è uguale a un altro, e non ci sono gatti comuni è perfetto. E poi sono un cattolico, però anche su qualche remora con i cani, perché sono stato morso da piccolo, però vanno bene anche i cani comunque. Poi c'è un ascoltatore con il quale ci scambiamo anche qualche email. Si parlava della sindrome di Stendhal. Ha detto che, tra l'altro, Marco, ti ho risposto, mi ha indicato il quadro Remington e l'altro autore che non conoscevo, spaventosi, siamo pittori dell'Ottocento, dipingono il West, siamo quasi periodo post-romantico, non è arrivato l'impressionismo ancora nel grosso modo degli Stati Uniti, ma siamo... Ecco, Jackson Pollock è uno di quelli che ha provocato queste sensazioni, me lo ricordo ancora. A Venezia quell'anno ero iscritto all'Accademia di Belle Arti e eravamo andati a un museo dove noi potevamo entrare gratis, noi studenti, e c'erano proprio le installazioni di Jackson Pollock. Io ero andato con tutti i pregiudizi del mondo, perché in quel momento ero completamente infatuato della pittura figurativa, quindi della pittura rinascimentale, del disegno soprattutto, quindi molto indicato, molto con le idee molto precise su quelle che erano le mie preferenze. E quindi qui siamo in piena arte informale, ero stato trascinato dai miei compagni di classe, diciamo, dai miei amici, fulminato, sono rimasto fulminato. Era come se fossero delle finestre temporali, non lo so, sembrava di vedere delle finestre in qualche spazio sconosciuto. Sono rimasto. Poi, questo succedeva più di 30 anni fa, alcuni anni fa hanno scoperto che le pitture di installazioni, quadri di Jackson Pollock rispettano un algoritmo preciso. Quindi pensate un po'. Bellissima era, adesso non mi ricordo più ecco, era il Peggy Guggenheim Museum a Venezia. Poi non so se ho paura che l'abbiano chiuso. E hanno fatto una mostra dove hanno usato, qui a Milano hanno usato, secondo me in modo un po' fraudolento, il nome di Pollock. C'era una foto, hanno messo una foto, ma poi mettere una foto lunga, bella lunga, basta, stop, e dopo comunque questo è la sindrome di Stendhal. Poi il poeta, non so, bolognese o modenese, credo sia Felsineo, Roberto Roversi. Pensate che, sentite che bello che è questo verso: non posso tenerti per mano e allora ti tengo nel cuore. Poi abbiamo, invece qui siamo con un Furlan, Renato Calligaro, un vignettista piuttosto in auge, soprattutto negli anni 70. Il suo personaggio, mi ricordo che era
una vecchia signora reazionaria, si diceva all'epoca, e lui sbeffeggiava, diciamo, la destra che oggi si dice conservatrice, ma era una destra conservatrice ben diversa da quella di oggi. Poi abbiamo la bellissima Lucia Bosé, che se non sbaglio in un'intervista di Miguel Bosé, che sarebbe Miguel Dominguin, era di origini svizzere, se non sbaglio, aveva parenti in Svizzera. Lei comunque mi sembra fosse milanese, è stata Miss Italia nel 1947 e poi si sposò col famoso torero Dominguin. E poi abbiamo, allora io direi che quando tra qualche minuto andiamo all'intervallo prima, andiamo non alla pausa, ma all'intervallo prima dei sondaggetti, di preparare, mi rivolgo ai nostri registi, preparatemi la sigla di Mesh. Mesh è un film di Robert Altman, un film che mi sembra abbia anche una nomination e forse ha avuto anche un Oscar, e poi ha avuto una serie televisiva che ha avuto un buon successo tra gli anni 70 e 80. Tra i suoi protagonisti c'era Alfonso D'Abruzzo, in arte Alan Alda, che poi non so se è stato lui a avere una nomination, 0 Oscar, o il film. Lui non era nel film, Alfonso D'Abruzzo, Alan Alda, ma la serie era molto Labbra di fuoco, Autolips. La serie era, qualcuno dice rispetto al film un po' meno graffiante, ma per esempio io che non devo ancora vederlo il film, ho visto degli anteprima, è bellissimo, Robert Altman è un grande regista ed è una vergogna che io me lo sia perso, ma i telefilm erano davvero molto belli. E poi, come insomma certe volte si usurpa un po' il termine filosofo, basta essere laureati in filosofia. Comunque Marcello Pera è un pensatore non omologato da certe parti, è stato anche presidente del Senato con Forza Italia, Marcello Pera da Lucca, che si giocò, se non sbaglio, la poltrona da commissario europeo perché in un discorso parlò della società meticcia, stava attaccando l'immigrazione senza se e senza ma. Adesso, se l'avessero ascoltato, forse magari non avremmo certe situazioni che forse rischiano di andare all'esagerazione in modo asimmetrico dall'altra parte. Emilio De Rosa, chi era Emilio De Rosa? Era Franco Rosi, un imitatore secondo me di straordinaria bravura, tant'è che vinse anche il premio Alighiero Noschese. Abbiamo anche un Stefano Del Brembo, immancabile. Papetti allora, sono Papetti da 60 anni. Stefano Papetti fu Matteo, cugino di Fausto Papetti, onora anche suo figlio Marco Papetti che prosegue le tradizioni. Allora, cambiamo, vi avevo detto Mesh, perché tra poco facciamo un intervallo per poi andare ai sondaggetti. Prepariamo un pezzo di Fausto Papetti, non so, io vi devo aver indicato qualcosa. Ah, non vi ho indicato Fausto Papetti. Allora, fatemi un favore, cercatelo su YouTube, credo ci sia anche un brano piuttosto famoso suo, perché lui rifaceva i brani, non era un esecutore più che un compositore, e li faceva in versione strumentale ovviamente. E quindi erano dischi che venivano erano cosiddetti di atmosfera per certi aspetti, quindi si usavano anche nei ristoranti, poi c'erano tante cassette perché poi si metteva in auto. Lui è morto, tra l'altro, Fausto Papetti è morto nel 1999. Scusa, c'è anche Donna Sveva, qua non manca mai. Dimmi Sveva. Sì, magari quella che conosci di più, quella che. E poi appunto c'è Patrizio Oliva, un pugile napoletano molto, molto tecnico, sapeva veramente, si dice, schermare, e qualcuno, lui è stato anche campione olimpico nel 1980
a Mosca, e poi campione del mondo dei welter e campione olimpico dei superleggeri. È stato un grande, uno degli ultimi pugili veri, no? Siamo i primissimi anni 80, la box comincia a estinguersi definitivamente. Lui era accusato di non prenderle perché aveva una schermatale da finire spesso, da terminare il combattimento quasi col viso senza lividi, perché sapeva schivare, perché sapeva tenere lontano l'avversario, sapeva colpirlo nel momento giusto. E credo lo abbia detto in un'intervista: guardi che non lo ordina il medico di prendere pugni, se riesce a evitarli è meglio. Grande Patrizio Oliva. E poi chiudiamo con Gianluigi Buffon, che è famoso per la frase juventina: meglio due feriti che un morto. Tra l'altro, giustamente il giocatore della Juve è stato indagato per scommesse, e poi è stato indagato per il falso titolo di diploma, che lo avrebbe comprato. Poi lì le cose sono finite. No, c'è una cosa che come si chiama la fidanzata? Anche lei è umbra, l'attuale compagna di Ilaria D'Amico. Mi ricordo una cosa veramente sgradevole, molto sgradevole. Quando Buffon è andato al Paris Saint-Germain, in una, credo fosse un ottavo o un quarto di Champions, lui commise una papera colossale proprio, e provocò. Allora, quelli di Sky, siccome c'era Ilaria D'Amico, che era lei che conduceva, la sfortuna, il terreno che tradisce, da tutte le altre parti paperona di ma che brutto spettacolo queste cose. Eh, Comunque, a parte gli scherzi, nel 2006 io tifavo Francia, peraltro, sia chiaro, però nel 2006 io, cioè, non so, forse con il Kalashnikov riuscivi a fargli gol, perché l'ho visto prendere, ma anche l'ho visto, lui ha avuto questo problema con la schiena, Lorenzo, tu eri bambino, forse dopo i mondiali, eh, forse non te invece seguivi già la Juve, tu sei nato juventino. E quando riprese non è stato più lo stesso di prima, ma mi ricordo ehm, in un Lazio Juventus, si chiamava Tommaso, l'attaccante era veneziano della Lazio, Tommaso il cognome non me lo ricordo più, so che il telecronista di parte: Tommasino, Tommasino mio, entra in area, sì, sì, Rocchi, Tommaso Rocchi, bravo, che poi è venuto anche all'Inter, e ha segnato 2 o 3 gol. Me lo ricordo benissimo, scocca un tiro, che io sai che tifo contro il sono anti-juventino, così ero così, proprio proprio entra in area, ma una botta proprio perfetta, sicura, collo pieno. Io non so come Buffon l'ha preso, non so come abbia fatto, non so come abbia fatto, è una cosa al limite delle possibilità umane. E quindi auguri anche a Gigi Buffon, che oggi compie 47 anni. E andiamo allora all'intervallo, poi riprendiamo tra pochi minuti, andiamo all'intervallo con Fausto Papetti, così accontentiamo anche il nostro affezionato Stefano dal Brembo, e poi riprendiamo con i rilevamenti demoscopici.
scelta sveva. Allora, adesso mi sono ricordato anche che, se non sbaglio, veniva molto usato non solo Papetti, ma questo tipo di musica nella filodiffusione. Di solito la trovavi negli alberghi. Era un canale radio che metteva solo musica. Si chiamava filodiffusione, non so non credo sia più attiva. Allora, andiamo con i sondaggi. Eccolo qua, la signora Lisetta ha parlato e noi rispondiamo perché c'è un sondaggio, opinioni sul terzo mandato, eh, Osservatorio Nord-Est, è un sondaggio eseguito da Demos Demetra e commissionato da Demos e acquistato da Il Gazzettino, non a caso, il Gazzettino delle tre Venezie. Allora, i sindaci e i presidenti non possono candidarsi per più di un terzo mandato, per il terzo mandato consecutivo. Allora, a gennaio 2025 è favorevole alla terza candidatura il 52 degli intervistati. C'è un raffronto con l'ultima volta che è stato fatto questo tipo di rilevamento demoscopico, era il 58 del marzo del 2024. È lievemente diminuito. È aumentato il dissenso, perché è contrario al terzo mandato il 47 contro il 37. Poi non sa uno, l'uno oggi, il 5% invece 10 mesi fa. Quindi sembra che si siano schiariti le idee. Se Luca Zaia potesse candidarsi nuovamente come presidente, lei lo voterebbe? Allora, lo voterei sicuramente il 44%, era il 52 a marzo. Potrei anche votarlo, ma non ne sono certo, il 29 contro il 21 di marzo. No, sicuramente non lo voterei 26 contro 23, non sa 1 a 4. Quindi, se non sbaglio, Luca Zaia ottenne alle ultime elezioni del 2020 il 64%, che solo la sua lista, eccolo qua, c'è la conferma. Sì, lo voterei sicuramente. La sua lista ottenne il 44% o il 45% addirittura, quindi adesso dico, siparietto leghista lo devo fare perché insomma lo so, cioè, non facciamo i furbetti anche signori Fratelli d'Italia, non prendiamo i voti delle politiche, perché poi da sempre c'è sempre una differenza, soprattutto molto in Veneto e anche in Lombardia, tra il voto regionale e il voto politico. Quindi, se la Lega nel 2001 prendeva le politiche nel Veneto, credo il 10-11%, le regionali prendeva più o meno il 15%, quindi adesso qui questo dato 44%, proprio sì, lo voterei sicuramente. Questa è tutta lista Zaia, quindi almeno, cioè, poi si può discutere sull'opportunità, sul fatto che il partito che ha più voti, se fosse la Lega con i voti Fratelli d'Italia, probabilmente parleremo diversamente, però non facciamo i furbi, ecco, questo non mi piace, voler fare i furbetti per gettare fumo negli occhi dei meno informati. Allora, vabbè, questi sono i dati partito per partito e quindi leviamo la condivisione e andiamo al prossimo rilevamento demoscopico. Abbiamo l'EMG, il sondaggio EMG, committente Rai. Allora, abbiamo Fratelli d'Italia 30,7, PD 24,1, 5 Stelle 11,1, Lega 9, Forza Italia 8,4, Verdi e Sinistra 6,1, Italia Viva 2,6, Azione 2,1. La ministra Santanchè allora deve dimettersi per il 65%, non deve dimettersi per il 15%, non sa il 20%. Lo sciopero dei magistrati, sono sbagliati per il 37%, giusti per il 35%, non sa il 28%, quindi opinione spaccata in tre.
Cosa teme maggiormente dalla presidenza Trump? I dazi sulle importazioni, il 49%, l'abbandono delle politiche green, il 33%, l'indebolimento del rapporto con l'Europa, 31%, regressione sui diritti civili, 27%, l'uscita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 20%, le deportazioni dei clandestini, 12%, disimpegno militare degli USA nel mondo, 9%, non sa, 12%. Via la condivisione. E andiamo con l'ultimo sondaggetto. Monitor Italia ha realizzato il titolo. Allora, scusate, è il sondaggio di Tecne, committente dell'agenzia Dire. Borsino dei partiti, abbiamo Fratelli d'Italia 29,5, PD 23, Forza Italia 11,3, 5 Stelle 10,6, 8,5 Lega, Verdi e Sinistra 6,1, Calenda 2,8, Renzi 2,2. Valutazione dei leader: 46,1 Giorgia Meloni, Tajani 38,9, Schlein 31,5, Conte 29,5, Salvini 26,8, Emma Bonino 20,1, Calenda 19,2, Angelo Bonelli 16,4, Frattoiani 16,3, Renzi 13,9, ultimo in fondo. Il borsino del governo, fiducia 41,8, non ha fiducia 50,8, non sa il 7,4. E allora possiamo togliere la condivisione e andiamo a leggere. Ci sono allora, scusate, adesso apro, ecco qua. Mattarella che si crede furbo, questo sembra Maurizio, andrebbe fischiato a ogni uscita per i suoi silenzi e fatti antidemocratici, così impariamo a preparare per tempo le elezioni presidenziali, vero? In democrazia non bisogna aver paura, scrive Maurizio. Ma guarda le novità e la vergogna della Sala, i 20 giorni più importanti della sua carriera, ora il PD la vuole candidare a sindaco di Milano. Con quale curriculum? Ma lei non accetterà? Preferisce onorevole senza responsabilità ma con onori. Vergogna Italia, Maurizio. Io l'ho visto come ipotesi. Cecilia Sala era un'ipotesi di Dello Spia, poi si dice che l'avrebbe in mente Lely Schlein. Questo non so dire di più, francamente. E vediamo l'apertura del Corriere, poi andiamo all'intervallo. Allora, fra 5, anzi, sono le 13:30. Fra 5 minuti c'è l'intervallo. Mario Biondi ancora, e poi con Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, per parlare di queste politiche sul lavoro che stanno dando frutti importanti. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Radio Libertà in diretta, adesso siamo con Oltre la pagina, siamo con il primo ospite, parliamo di lavoro e lo facciamo con il direttore di Italia Oggi 7 che troverete in edicola fino a lunedì prossimo, Marino Longoni. Bentornato ai nostri microfoni, direttore. Ecco. Succede sempre quando azzecchi la presentazione, vabbè, succede. Allora, è interessante per capire anche il fatto che questo aumento ci sono così tanti occupati e ripeto, i dati Istat mi dicono che stanno aumentando anche gli assunti a tempo indeterminato, sta addirittura aumentando il potere d'acquisto, non miracoli per carità, però il quadro dà l'idea che non sia una situazione di passaggio, ma ci sia una direzione presa. Allora, Marino Longoni, credo che adesso lo abbiamo al telefono, gli do il bentornato e grazie per essere con noi. Grazie, un saluto a tutti. Allora, intanto ricordo sempre che Italia Oggi 7 lo troverete in edicola fino a lunedì e poi anche naturalmente online. Allora, l'occupazione, 32 miliardi, ricordate, investiti per agevolazioni contributive, però c'è un nuovo, il bonus fiscale sui nuovi assunti, che Marino, se non ho capito male, rappresenta una rivoluzione culturale, oltre a rappresentare un'agevolazione, una sburocratizzazione. La burocrazia viene meno investita da funzioni che appesantiscono il tutto. Mi sembra che questo sia un provvedimento, se non ho capito male, adesso un po' ti conosco, è un provvedimento che è apprezzato e che davvero mi sembra sia veramente molto nuovo per il panorama italiano. Sì, è un cambio di paradigma. Se fino all'anno scorso erano dominanti i contributi all'occupazione dati sotto forma di agevolazioni contributive, cioè in pratica degli sconti sui contributi previdenziali che particolari categorie di soggetti potevano utilizzare. Ce n'erano veramente tanti, ne cito qualcuno soltanto. Allora, sconti contributivi per l'apprendistato, per l'esonero giovani, per l'incentivo donne, per i lavoratori che effettuano assunzioni in particolari settori come turismo, stabilimenti termali, eccetera, eccetera. La decontribuzione sud, l'incentivo occupazione NEET per i giovani disoccupati, eccetera, eccetera. Quindi una marea che, come tu hai detto, valevano, secondo i dati dell'INPS, 32 miliardi di sgravi contributivi nel 2023. Adesso c'è una sorta di cambio di passo, di cambio di paradigma, nel senso che al posto degli sgravi contributivi si è passati agli sgravi fiscali. Il primo, il più importante, è entrato in vigore da poco, grazie a una circolare dell'Agenzia delle Entrate che di fatto ha reso operativo questo bonus fiscale sui nuovi assunti, i nuovi assunti nel 2024. Il bonus fiscale ovviamente si potrà beneficiare nella dichiarazione dei redditi delle imprese nel 2025. Consiste in un incremento del costo del lavoro ai fini fiscali del 20%, 30% per le categorie svantaggiate. In pratica si porta in deduzione più di quello che si è speso per la retribuzione del nuovo assunto. Quindi è uno sconto fiscale perché si riduce l'imponibile delle imprese. È un cambio di meccanismo che risponde ad alcune logiche che sono abbastanza facili da intuire. Se continuiamo a ridurre i contributi da versare all'INPS, e poi bisognerà dare all'INPS più soldi, e questi soldi naturalmente vengono dal fisco,
quelli che si raccolgono con le entrate tributarie. Bisognerà dare più soldi all'INPS per pagare le pensioni, perché ovviamente se ci sono meno contributi non ci sono i soldi per le pensioni. C'è anche un tema di semplificazione, nel senso che gli sgravi contributivi richiedono un meccanismo un po' più complesso dal punto di vista burocratico, tanto è vero che in alcuni casi questi sgravi sono vigenti ma non sono operativi perché mancano poi alcuni decreti attuativi. E poi alla fine il meccanismo fiscale tira fuori l'INPS da questi contributi o agevolazioni e ci pensa sostanzialmente il fisco a farsene carico. Sì, leggevo che addirittura nel caso delle assunzioni degli apprendisti, addirittura ci sono talmente tante le pratiche che è quasi, non ho capito se è quasi paralizzato, comunque non funziona. No, non funziona, non l'ha fatto quasi nessuno, non soltanto per le pratiche, ma perché sono previste delle condizioni particolari. Per esempio, chi assume un apprendista poi deve preoccuparsi di fargli la formazione, poi deve preoccuparsi di una serie di pratiche in materia di sicurezza, poi deve preoccuparsi di una serie di cose. Quindi alla fine l'azienda dice: vabbè, lascia perdere, se dobbiamo assumerlo lo assumiamo normalmente, buonanotte. Le agevolazioni contributive per gli apprendisti ci sono, però di fatto non sono utilizzate. Il meccanismo, quello che spiegavi, cioè quello di non pesare alla fine, di non pagare all'INPS. Allora, volevo capire, secondo te c'è una linea riconoscibile, che abbiamo visto anche in altre occasioni, o è una conseguenza del fatto che mi sembra che Giorgetti si è impegnato con Bruxelles per attaccare il debito pubblico, o entrambe le cose? No, credo che dal punto di vista del debito pubblico non c'è molta differenza. Cioè, se l'INPS concede gli sgravi contributivi, alla fine il bilancio dell'INPS deve essere ripiato dal fisco, è un circolo un po' vizioso, ma alla fine sempre da lì i soldi vengono. Se invece è il fisco che consente uno sconto fiscale, si evita un giro un po' più lungo, e forse c'è anche un ulteriore vantaggio a essere un po' maliziosi, nel senso che i benefici arrivano l'anno dopo, quando si parla di dichiarazione dei redditi. Infatti stiamo parlando di sconti fiscali sugli assunti del 2024 che verranno beneficiati con la dichiarazione dei redditi 2024, che però si fa nel 2025. Quindi da questo punto di vista c'è un anno di valuta in più a favore di Giorgetti. Perfetto. E un'ultima cosa ti chiedo, che questo comunque il quadro complessivo, anche per il fatto che sono alcuni anni che l'occupazione cresce, cioè è una tendenza stabile, non mi sembra anche nelle previsioni che ci siano brutte sorprese all'orizzonte, anche perché bisogna ricordarsi, se non sbaglio, che come occupazione l'Italia era al 10° posto. È il paese che è cresciuto di più, mi sembra, negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno, in termini occupazionali, ma complessivamente quello che ha comunque meno occupati rispetto ad altri paesi, mi sembra il 10°. Quindi ce n'è ancora, diciamo, di pagnotte da mangiare per crescere. Però mi sembra che non sia una situazione legata solo alle contingenze economiche, a qualche fattore positivo. Sicuramente credo abbia inciso il calo del costo dell'energia, il controllo dell'inflazione, però i 32 miliardi di cui parlavamo e questo tipo di interventi a me sembrano, ma lo chiedo a te, cosa ne pensi? Allora, i dati ufficiali dicono che alla fine del 24 c'erano 700.000 occupati in più rispetto a prima della pandemia. Sono cresciuti anche gli occupati full time, che sono arrivati a livelli del 2007, la disoccupazione è ai minimi, e sono cresciuti anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato rispetto ai contratti a tempo determinato. Quindi diciamo che siamo in una posizione decisamente positiva. Questo fatto positivo come si giustifica? Da un punto di vista congiunturale non è che siamo in un momento di particolare crescita. Il 2024 tutto sommato è stato di crescita modestissima, quindi non credo che sia quello. Probabilmente hanno inciso 2 fattori. Uno, quello delle offerte speciali
dal punto di vista degli sconti concessi alle aziende che assumono, e questo comunque è un bello stimolo. Poi c'è anche un altro elemento che spesso viene dimenticato. Alla fine gli stessi lavoratori che fino all'anno scorso beneficiavano del reddito di cittadinanza probabilmente non avevano molto interesse a farsi assumere, probabilmente avevano più interesse a lavorare in nero per continuare a prendere il reddito di cittadinanza. Il venir meno di questo contributo, di questo reddito di cittadinanza, ha spinto molti lavoratori che effettivamente lavoravano in nero a richiedere assunzioni più regolari e evidentemente ha spinto anche gli imprenditori a concederli. E questo probabilmente può aver inciso anche in misura significativa. Tanto a riprova, io lo ricordo sempre, quando c'è il governo giallo-verde si parla di reddito di cittadinanza. Io anche fuori in onda chiedevo a Marino, che è un addetto ai lavori, insomma, quindi lui ne capisce, cosa ne pensava. Lui mi disse no, ne pensava tutto il male possibile, posso dirlo, no? Marino non l'hai mai nascosto, perché prima di tutto perché lui è un liberale e poi perché le hai detto anche qui in diretta, eri convinto che con i 5 Stelle non si combinasse nulla di buono. A riprova che quello che dicevi 7 anni fa, un po' meno, 6 anni e mezzo fa, era giusto, è il fatto che l'occupazione è cresciuta al sud, dove si è maggiormente usato il reddito di cittadinanza. Insomma, 2 più 2 fa 4, non può fare 5. 2 più 2 fa 4, e poi, se vogliamo proprio aggiungere un altro elemento, il governo dei 5 Stelle era caratterizzato dalla spesa pubblica senza limiti, anche perché in quel periodo Bruxelles aveva tolto i suoi limiti, eravamo in un periodo difficile, obiettivamente, pandemia, post pandemia, eccetera, quindi c'era bisogno di fare spesa pubblica, e i 5 Stelle ne hanno approfittato il più possibile con il reddito di cittadinanza, con il 110%, che anche lì è stato uno tsunami per l'edilizia. Adesso ovviamente non si può più spendere e quindi bisogna utilizzare le poche risorse che ci sono nel modo più intelligente e più efficiente possibile. Bisogna dare atto al Ministro del Lavoro, Marina Calderone, che non a caso è stata per tantissimi anni, forse 15 anni, 12 anni, non so, più di 10 anni è stata Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Bisogna dargli atto che la materia la conosce, perché insomma viene dalle professioni, viene dal mondo delle professioni, con le aziende, con i consulenti del lavoro ci ha lavorato per una vita, è lei stessa sia consulente del lavoro che dottore commercialista, e quindi quel poco che poteva fare con le poche risorse che c'erano mi sembra che lo stia facendo in modo un po' più serio di prima. Perfetto, allora noi possiamo concludere. Ricordo ancora Italia Oggi 7, lo trovate in edicola fino a lunedì e anche online. Il direttore Marino Longoni lo abbiamo avuto ai nostri microfoni. Io lo saluto, lo ringrazio e naturalmente a risentirci a presto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora riapriamo le linee, abbiamo ancora qualche minuto a vostra disposizione al 0292 94 7222. C'è anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Se volete dire la vostra su questo o su altri argomenti. Intanto diamo un'occhiata. Allora, qui c'è Mattarella, l'Auschwitz è conseguenza delle leggi razziste emanate dal regime fascista. Insulti a segre, reati gravi vanno perseguitati, e cita Primo Levi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Il Quirinale presenti la premier Meloni, la senatrice a vita. Non sparai al mio carceriere, diventai donna di pace. Giovane italiana precipita dal balcone a Malta, si indaga per violenza domestica. Santanchè, sono una donna di partito, se Meloni lo chiedesse lascerei. Maltempo, in Liguria e Toscana crolla un muro a Genova, allagamenti a Firenze. Dato letto, ecco, adesso facciamo anche i weather report, le previsioni del tempo. Allora, vediamo di togliere questi impicci. Allora, un vasto ciclone sulle isole britanniche invia corpi nuvolosi e piogge verso l'Italia.
Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.meteo.it, conferma che la porta atlantica è spalancata e da ovest arrivano piogge continue. Nelle prossime ore si prevedono ancora fenomeni su Liguria, di Levante, Toscana, Lombardia orientale e Triveneto. La neve cadrà abbondante oltre i 1000 e i 1300 metri sulle Alpi. Il maltempo poi si sposterà verso est e porterà precipitazioni importanti sul Friuli Venezia Giulia e pioggia su tutta la fascia occidentale, dalla Liguria fino alla Campania, quindi la fascia tirrenica. In serata ci sarà un'attenuazione, seppur con residui rovesci lungo la fascia tirrenica. Queste sono le previsioni di oggi. Vediamo se ci dicono qualcosa anche nei prossimi giorni. Allora, raffiche di burrasca forte colpiranno la Liguria, le coste toscane e la Sardegna, con una situazione agitata un po' su tutto il paese. Sull'Appennino settentrionale si raggiungerà l'intensità di tempesta con punte oltre i 130 km orari. Si prevedono mareggiate sulle coste esposte e venti più forti. Le onde più alte, oltre i 5 metri, arriveranno sul Mar Ligure. Mercoledì il tempo migliorerà, domani. Non si escludono ancora piovaschi al sud e lungo la fascia tirrenica. Al nord tornerà alto il rischio di nebbie fitte persistenti, specie sul settore occidentale della pianura padana. Previste temperature in sensibile calo un po' su tutto il paese. Da giovedì successivi cicloni si staccheranno dal flusso perturbato nord atlantico e scenderanno verso il Nord Africa. Previste quindi piogge nevicate sul nord-ovest fino a quote di alta collina in Piemonte e Valle d'Aosta. Venerdì un altro ciclone si staccherà da nord e dalla Germania, ma il tempo in Italia dapprima in modo isolato al nord, poi in modo diffuso sabato al nord-ovest e sulle regioni tirreniche centrali. Domenica prevista pioggia su quasi tutto il centro-sud per la Candelora, che noi qui chiamiamo i giorni della merla, mi sembra. Allora, nel dettaglio, martedì, oggi, al nord, ultime fasi di maltempo su Lombardia e Triveneto, venti forti. Al centro, rovesci irregolari su Toscana, Umbria e Lazio, venti forti. Al sud, instabile in Campania. Per domani invece le previsioni dicono al nord bel tempo prevalente, nebbie in pianura. Al centro rovesci sparsi su Toscana e Lazio, occasionali in Umbria, al sud maltempo soprattutto su Sicilia e Calabria. Dopodomani, giovedì 30, al nord pioggia e neve sul Piemonte, sulla Val d'Aosta e Liguria di Ponente. Al centro tempo asciutto, al sud nomi sparse. Tendenza a nuovo ciclone in arrivo, piogge dapprima al nord e poi al sud. Ed ecco, il Bernacca che in me ha concluso. Abbiamo, ecco qua, notizia, segno dei tempi. In Puglia il papale disattiva internet, tredicenne denuncia maltrattamenti a Trani, indagine della procura di Trani. Comprare casa è impossibile per 10 milioni di famiglie, anche l'affitto nelle grandi città è fuori portata per i più fragili. Però anche qui a me sembra un pochino, siccome sono 30 anni, non più di 30 anni che vivo in affitto, sono da 35 anni a giugno, e sembra che sia una novità, no? Che l'affitto abbia delle ci siano dei problemi, che se vai a vivere in centro città hai affitti più alti, eccetera. Sembra che sia una scoperta di adesso. Io mi ricordo che è sempre stato. Quanti già, quando si cominciava a guadagnare del bel soldino da ragazzi nel ricco Triveneto, nel ricco nord-est, più di qualcuno,
a 22, 24, 25, 26 anni pensava di andare a vivere da solo, però poi faceva i conti con l'affitti, faceva i conti, poi col costo della vita comunque, e stavi meglio a casa. Poi dopo naturalmente siamo usciti anche noi, per carità, ben prima dei 30 anni. Però questa cosa, questo denuncia, manca l'emergenza a casa. Guardate che per chi aveva meno soldi, io sono tra quelli, sono stato ancora di più per molti anni, è sempre stata così, no? È il meccanismo di una società liberale di mercato. F puoi avere quello che riesci a conquistare, e con quello che riesci a conquistare poi lo usi, per quello che si riesce. Non ne puoi fare una questione sociale, secondo me. Caltanissetta, auto esce di strada, morta una bimba di 9 anni, gravissima la madre, maltempo. Alemanno resta in carcere, deve scontare 1 anno e 10 mesi, accusato di traffico di influenze illecite. Roccaraso e l'assalto dei 10.000 sciatori venuti da Napoli, accogliamo tutti, ma ora serve l'esercito. Il fondatore di DeepSeek pareva un nerd spettinato, non l'abbiamo preso sul serio. Questo era il Corriere. E poi Gate contro Musk, intelligente ma di estrema destra, folle a destabilizzare altri paesi. Soros andava bene, Bill, caro William, ti andava bene Soros, birba, 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 che è una citazione metacinematografica, birba, birba, birba. E andiamo a vedere adesso, mancano ancora 2 o 3 minuti, se cosa mi dice il sito che mi diverte sempre, Dago Spia. Lo apriamo in questo momento, eccolo qua. Fausto Tozzi, la canzone Ti amo. Le femministe mi distrussero per le parole, fammi abbracciare una donna che stira cantando dandomi del maschilista. E invece quell'immagine mi era venuta pensando a mia madre. Umberto Tozzi apre le valvole, il guerriero di carta igienica, era per dire che ero stato un pezzo di merda. Gloria non è mai esistita, quel nome suonava bene e basta. Nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, però è poco macista. In effetti oggi si dice ben altro, noi eravamo dei santi in confronto. Non ascolto il rap, non mi trasmette nulla, le bordate ai critici. Dicevano che facevo canzoni per l'estate, l'ho preso di mira, pesava il disimpegno politico, ero anarchico. È stata rinviata a giudizio la presunta stalker 45enne di Maddalena Ghenea. Per 3 anni la modella rumena è stata perseguitata dalla donna che commentava eh, con minacce e commenti offensivi. C'è una telefonata, abbiamo 2 minuti, allora la parola a chi ce l'ha? 2 secondi, arriva subito, non preoccupatevi. Pronto? Sì, tocca a me. Buondì, Locatelli Milano. Senta, lei parlava, diciamo, della situazione economica da anni precedenti. Come ad esempio, ne faccio uno di esempi di cui ne siamo tutti colpevoli, anzi più di una, diciamo, colpevolezza. Voglio dire le tasse. Le tasse una volta si pagavano tutti. Come? Sulla produzione. Poi dopo l'hanno scaricata un po' per volta sui lavoratori dipendenti e pensionati. Poi addirittura successe, siccome siamo stati fessi una volta, e come, lo siamo diventato una seconda e terza volta, con la scala mobile, col punto unico e l'accordo luglio 93. Praticamente hanno distrutto la scala mobile a rivendicazione del potere d'acquisto. Ecco, quando si è a questi livelli qui, ne succedono di tutti i colori, per non dire poi dell'invasione, eccetera, mi fermo qui. Voglio solo dire questi 2 aspetti: le tasse scaricate sui lavoratori dipendenti dal 70 in avanti, e la scala mobile distrutta col punto unico e poi con l'accordo luglio 93 votato da 5 milioni di lavoratori dipendenti da pubblici e privati contro 25 milioni di lavoratori dipendenti da pubblici e privati, praticamente proprio a luglio, grazie ai sindacati, questi bastardi, anche perché la matematica non è un'opinione, la matematica non è un'opinione, ci vediamo tutti allo specchio. Io ho detto 2 cose per partire: le tasse
scaricate e la scala mobile è distrutta. C'è dell'altro, ma due cose per volta, diciamo. Spero di essermi spiegato. Grazie, salve. Va bene, grazie. Abbiamo le 14 in punto, quindi l'intervallo, non c'è tempo per altro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre recare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema.
ecco, non era la voce di qualche meraviglioso cantante soul di New York e dintorni, ma di Mario Biondi da Catania. Andiamo avanti. Allora, tra poco parleremo del decreto sicurezza col senatore Paolo Tosato, che speriamo sia reperibile a breve. Intanto Brunella mi corregge: a Milan si chiama il 2 febbraio, si chiama il D della Candelora, della con L sola Candelora in milanese. Al calendario presentazione e candele al Signore. Brunella, 90 anni, complimenti. Sì, sì, mi sono proprio, non c'entra niente, ho confuso, non c'entra niente. I giorni della mera sono gli ultimi 3, se non sbaglio, di gennaio. Il giorno della Candelora è un altro, so che poi lì si fa un conteggio, credo, per arrivare alla Pasqua o qualcosa del genere. Ma, francamente non mi addentro oltre perché non fa parte diciamo, del mio repertorio. Allora, intanto vi anticipo un po' quello che parleremo, di cui parleremo, sperando di averlo ai nostri microfoni, col senatore Tosato, che è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza e genere. E proprio le violenze sono chiaramente sono la materia di cui si occupa questo DDL sicurezza. È stato approvato alla Camera, poi è passato al Senato. Ci sono, sapete, anche delle obiezioni da parte del presidente Mattarella, presidente del Quirinale, insomma, ma a noi quello che interessa sono i contenuti di questo eh, decreto, che ha un'impronta fortemente leghista, soprattutto nella parte in cui ci si occupa della tutela dei tutori dell'ordine, no? Chi difende, io nella mia sinossi ho scritto: chi difende chi ci difende. Questo è il tema che la Lega. Abbiamo il senatore Tosato. Allora, partiamo con la sigla. Qui Parlamento. Allora, intanto un benvenuto e grazie per la sua presenza al vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali Paolo Tosato, senatore Paolo Tosato. Benvenuto senatore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, senatore, per parlare del DDL sicurezza, la Lega punta molto sulla parte che va a tutelare i tutori della legge, cioè io presentando questa intervista ho esordito con: chi difende chi ci difende, perché stiamo vedendo molti casi di violenze che, devo dire, sono anche come dire, sono un po' impuniti anche da parte dell'informazione, cioè non sono condannate queste violenze come normalmente si dovrebbe condannare una violenza. Ma allora andiamo per ordine. Molti sono i provvedimenti, a partire dalla Bodicam. Mi era venuto in mente, senatore, le do subito la parola, probabilmente con l'adozione della Bodicam non avremmo avuto quello che è successo dopo il tragico fatto di Rami qui a Milano, perché avremmo avuto la contezza e la chiarezza dei fatti e non avremmo avuto quelle violenze incredibili che abbiamo visto soprattutto a Roma da parte di coloro che dicevano di sostenere Rami. Sì, assolutamente. Noi ci troviamo in una situazione paradossale in cui i cittadini giustamente lamentano una sensazione di insicurezza da parte non certamente delle forze dell'ordine, ma da parte dello Stato, che non è in grado di tutelare la loro incolumità in molte situazioni, e con un crescente aumento di fenomeni contro il patrimonio, ma anche contro la persona, cosa ancora più grave. Le uniche figure che sono, diciamo, al di là di ogni critica sono proprio le forze dell'ordine, che spesso e volentieri si trovano anche nella situazione di intervenire, di arrestare, di vedere rilasciate le persone, i delinquenti che arrestano, essere anche
diciamo, poi sbeffeggiati successivamente da questi stessi delinquenti una volta liberi, e noi andiamo a accanirci, cioè noi no, noi come Lega no, e come gran parte dell'opinione pubblica italiana, ma c'è una parte della politica, dei ben pensanti, di certi giornali, di certi ambienti della magistratura che sembra tutelare invece coloro che commettono reati, non comprendendo che in questo modo diffondono la sensazione di impunità che ormai è dilagante nel nostro paese. Per questo noi abbiamo cercato anche di inasprire alcune pene, semplicemente per permettere che a fronte di un arresto queste persone non vengano rilasciate perché non dovrebbero scontare un numero adeguato di mesi in carcere, ma per cercare di frenare questi atteggiamenti che ormai sono inaccettabili, sono preoccupanti nelle grandi città come anche in quelle di piccole dimensioni. Parliamo anche di altri provvedimenti, perché ce ne sono di molto importanti, come mi sembra si parla della tutela legale, l'inasprimento delle pene per chi aggredisce un uomo di legge, poi per le aggressioni in carcere. C'è un vero e proprio, diciamo, pacchetto organico a tutelare tutti coloro che indossano la divisa in Italia. Sì, questa è la volontà del governo, della maggioranza, ma direi soprattutto della Lega, perché noi ci troviamo in una situazione in questo momento in cui il disegno di legge sicurezza è impantanato nella nostra commissione a fronte dell'ostruzionismo delle opposizioni di sinistra, che ritengono troppo punitivo questo provvedimento, e invece noi vogliamo andare avanti fino in fondo, senza modificare in modo diciamo esagerato le norme contenute all'interno. Ci sono delle pressioni per apportare delle modifiche, non solo da parte delle opposizioni. Noi stiamo tenendo duro come Lega perché riteniamo invece che bisogna andare fino in fondo. Questo provvedimento è necessario, è utile a arginare la criminalità e a tutelare le forze dell'ordine, che altrimenti sarebbe l'ultimo caposaldo, diciamo, della nostra sicurezza, che verrebbe colpito in modo irreparabile. Sì, anche perché, lo dicono le cronache, c'è un inasprimento nelle grandi città e non solo, ci sono le baby gang, ci sono i furti, ci sono, insomma, la sicurezza sta vivendo dei momenti non semplici, e quindi diventa ancora più importante chi ci difende. Una curiosità, allora, non è nel DDL, è un provvedimento preso sul tempo dal ministro allora degli interni Matteo Salvini nel 2018, il Taser. Io vorrei capire, la Lega, ho visto anche nella 2 giorni, nel fine settimana, oltre 400 piazze con i gazebo per sostenere diciamo chi serve la legge, chi serve lo Stato, e l'impegno a portare avanti la diffusione sempre più maggiore del Taser. Non voglio farla troppo lunga, ma senatore, lo chiedo a lei, che è anche dentro, insomma, è politico, quindi è anche dentro la materia. Chi e perché? Perché ci sono ostacoli, ci sono persone che non ne vogliono sapere. Io ho avuto occasione di leggere più volte articoli di cronaca nera dove il delinquente davanti al Taser si arrende. Il delinquente davanti all'uomo di legge con la pistola fa quello che vuole, perché sa che la pistola non la può usare solo per difendere la propria vita o l'incolumità di altri cittadini, chi indossa la divisa, e quindi fanno quello che vuole. Invece il Taser ti arriva la botta, che sappiamo, insomma, che la scossa, e quindi ha un effetto anche deterrente. Io lo terrei anche in casa il Taser, lo utilizzerei nelle case. Meglio un colpo di Taser che un colpo di pistola, perché intanto a me sembra, e poi lo chiedo a lei che vede le cose anche dal di dentro, se è così. Beh, io ho riscontrato, ho visto soprattutto ovviamente esponenti di sinistra, politici e anche giornalisti, assolutamente come se il Taser fosse non so quale strumento del male. Le chiedo un'opinione, senatore Tosato. Condivido pienamente. Il Taser è l'unico strumento alternativo in certe situazioni gravi all'utilizzo della pistola, dell'arma da fuoco, quindi c'è un atteggiamento buonista da parte di certi ambienti della sinistra,
praticamente tutta la sinistra, che ritiene questo strumento offensivo, nella realtà è lo strumento che può evitare anche l'utilizzo dell'arma da fuoco. Faccio un esempio: nella mia città recentemente, purtroppo in stazione, un agente della polizia è dovuto intervenire a fronte di un'aggressione di un immigrato che brandiva un coltello con l'utilizzo della pistola. Adesso l'agente è sotto processo, sotto processo. Sono in corso le indagini per capire se c'è stato un caso di eccesso di legittima difesa, e la sinistra, con alcune affermazioni deliranti, è arrivata ad affermare attraverso un assessore del comune di Verona che a fronte della richiesta di aiuto si è risposto con una pistola. Purtroppo c'è un atteggiamento generalizzato della sinistra che non comprende che la sicurezza è un problema reale, che non è una distorta percezione della realtà dei cittadini, e il taser sarebbe quello strumento che eviterebbe la scelta per un agente di dover o subire o non poter intervenire, o dover usare la scelta estrema di utilizzare un'arma da fuoco. È uno strumento che andrebbe diffuso tra tutte le forze dell'ordine di ogni grado. La Lega ha avuto il merito, attraverso Matteo Salvini e Nicola Molteni, di introdurla nel nostro ordinamento, ma dopo la loro presenza al Ministero dell'Interno purtroppo la diffusione si è fermata, e addirittura alcuni sindaci di sinistra, una volta vinte le elezioni, hanno sottratto il taser agli agenti della polizia municipale che lo avevano in dotazione. Quindi è proprio un'impostazione ideologica sbagliata e deleteria. Sindaci come le dichiarazioni di Sala contro le forze dell'ordine e di Gabrielli, suo collaboratore che era a capo della polizia, senatore Tosato, come le possiamo leggere? Sono gravissime. Uno, perché hanno preso posizione ancora prima che la magistratura facesse i propri accertamenti, quindi è stata una condanna preventiva. Gravissima perché poi può creare legittimamente nella mente delle nostre forze dell'ordine che la scelta da fare nelle prossime occasioni sarà quella di girarsi dall'altra parte, perché non è accettabile che chi rischia del proprio, affronta delinquenti, si trova spesso in situazioni gravi, pericolose, debba addirittura essere messo sotto processo politico preventivo da parte non dell'ultimo esponente di sinistra, ma di rappresentanti, primi cittadini di grandi città, e addirittura esponenti dichiaratamente di sinistra che hanno avuto ruoli importanti alla guida delle forze dell'ordine. Noi mandiamo un messaggio forte e chiaro: noi stiamo dalla parte di chi tutela la legalità e la nostra sicurezza, senza se e senza ma. E in conclusione, poi lasciamo se impegni, volevo anche sentire da lei una considerazione. Io sono piuttosto vecchiotto e intravedo, gli anni 70 ero ragazzino, c'era un clima diverso, ma poi negli anni 80-90 c'è stato un clima di ben diverso da quello di adesso. Io ho cominciato a vedere, a partire dal G8, Carlo Giuliani, il carabiniere che viene trattato come un assassino perché stava difendendo la sua vita, perché Carlo Giuliani, eroe, stava scagliando l'estintore, come tutti possiamo ricordarci, perlomeno diciamo gli over 30, magari i ragazzi nati in quegli anni non lo sanno. Ecco, questo DDL sicurezza, mi domando, senatore, una domanda retorica fatta a un leghista ovviamente, e vuole anche un po' andare a rimediare quella deriva che abbiamo visto negli ultimi 23-24 anni, cioè il poliziotto è diventato praticamente cileno, situazione cilena, il poliziotto è diventato, certo infatti ai G8 ci sono stati fatti molto gravi, ma in linea di massima è cambiato l'atteggiamento, per cui sembra quasi che basti indossare la divisa per essere un mezzo criminale, un fascista, cose di questo genere. Questo decreto io ho letto, l'ho un po' studiato, non lo so a memoria, ma mi sembra che vada molto a prendere in considerazione quegli aspetti per i quali, proprio anche in virtù, credo, del cambio di mentalità che c'è nei giornali e anche da parte di certi politici, certe situazioni politiche, va a fare da scudo a chi ne ha sempre meno.
non c'era bisogno del dire, l'ho fatta lunga, mi perdoni il senatore. Negli anni 90 non ci sarebbe stato bisogno di questo DDL sicurezza, è quello che sta succedendo da 20 anni a questa parte che lo rende necessario. È un pensiero che lei condivide? No, assolutamente sì, al di là delle norme che possono essere le migliori possibili ma non danno risposta a tutte le casistiche, a tutte le necessità, c'è di fondo una questione di mentalità. La nostra mentalità di leghisti, di cittadini, anche di centrodestra, è che le forze dell'ordine tutelano la nostra sicurezza, la nostra incolumità, noi dobbiamo essere loro grati e fare la loro parte. C'è la sinistra buonista, quella che è sempre pronta a tutelare certe fasce di immigrati, però stranamente quando il governo è centrodestra è fiancheggiata da gruppi di antagonisti, centri sociali, che usano anche la violenza contro le forze dell'ordine e contro coloro che non la pensano come loro. Quindi è paradossale, no? Noi siamo i cattivi, ma quando siamo all'opposizione, l'opposizione la facciamo in Parlamento ed eventualmente con manifestazioni pacifiche di piazza. Loro che predicano buoni sentimenti sono quelli poi che quando sono all'opposizione hanno sempre al loro fianco, e non si dissociano mai, gruppi che mettono a volte a ferro fuoco le città, che sono protagonisti di atti di violenza nella loro volontà di abbattere un governo legittimamente eletto. È uno dei grandi paradossi di questo paese, che divide un po' la destra dalla sinistra, il centrodestra dal centrosinistra. Dobbiamo prenderne atto, ma devono prenderne atto soprattutto i cittadini, e capire chi veramente vuole difendere la sicurezza e l'incolumità delle nostre comunità, delle nostre famiglie. Sicuramente. Allora, siamo arrivati al termine, liberiamo il senatore Tosato ai suoi impegni, grazie ancora e a risentirci alla prossima occasione. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Grazie quindi al vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza e genere, di violenza di genere a Palazzo Madama. Allora, direi che tra poco partiamo con un altro intervallo musicale e poi andiamo a concludere questo spazio con Segui la Lega prima che la Lega seguisca te.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tutte le cose che potete fare da su questo sito. Consultare il calendario delle feste della Lega, che è sempre importante, firmare a favore delle forze dell'ordine, anche per sostenere il DDL sicurezza. Ne abbiamo appena parlato con il senatore Tosato, avete sentito, insomma ci sono comunque delle pressioni perché a quanto pare qualcuno la sicurezza fa paura. Questo è uno slogan un po' demagogico, però non è infondato visti certi comportamenti. E poi naturalmente ci si può iscrivere alla Lega, è molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane io raccomando ampi, profondi, insinuanti e sinuosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier, e poi ancora il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Sono soldi che infatti non ti costano nulla, perché i soldi quelli se li ha già pappati lo Stato. Bontà sua, noi possiamo indicargli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega, quindi noi a cuor contento indichiamo il D43, D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive di loro, degli eroi della Lega, i suoi politici. Allora andiamo a vedere alle 15.50 oggi pomeriggio, quindi Igor Iezzi al TG4, ovviamente Rete 4. Poi abbiamo il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, sempre oggi alle 17.15, rubrica economia, TV Sky TG24 emittente. Poi il giornale radio ZTL, giornale radio oggi sempre alle 18.40 con il responsabile economico Lega Alberto Bagnai, e in prima serata alle 20.10 Rai News 24 con Jacopo Morrone. Poi domani in ora antelucana nel cuore della notte, perché vi parla Igor Iezzi a 24 mattina, cioè mattino, Radio 24, Igor Iezzi. Alle 8 il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, Agorà, Rai 3. E poi alle 17.15 domani mattina Economia, Sky TG24, 17.15 con il sottosegretario alle imprese Massimo Bitonci. E mi chiudo 14.31 tra 5 minuti con il professor Paolo Natale per parlare di alleanze in politica.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi il Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono un numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, di nuovo in diretta con Radio Libertà, oltre la pagina. Abbiamo in linea il prossimo ospite, il professor Paolo Natale, ordinario di Scienze Politiche e consulente Ipsos. Bentornato ai nostri microfoni, professore. Buongiorno, buongiorno. Parliamo del nodo alleanze, che in politica, diciamo, non è algebrico. C'è il caso 46, 48, c'è il caso 96 è diverso, ma abbiamo visto anche la somma tra Margherita e PDS, cioè DS, era inferiore ai due singoli componenti. Anche il Polo delle Libertà. Il Polo delle Libertà prese meno voti di quanto non ne prendessero insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale. Ed è un problema che deve affrontare in questo momento, mi sembra, in special modo la sinistra, che deve trovare quanti più compagni di viaggio possibili per avere possibilità, diciamo, di tornare al governo. Però mi sembra di poter dire che per la sinistra c'è l'alleanza Verdi-Sinistra, ci sono i 5 Stelle. Si rischia un po' l'effetto asino di Buridano. Questo però lo dico io e le do la parola per fare un po' un quadro complessivo. Beh sì, il quadro l'ha già fatto lei abbastanza correttamente, mi sembra. Cioè, il problema vero di tutte le forze politiche, soprattutto in Italia, dove c'è, come sappiamo, una forte frammentazione anche delle scelte, meno per esempio in Gran Bretagna, dove di fatto i partiti maggiori sono sempre stati due, adesso c'è Farage in più, però sostanzialmente se vince uno vince l'altro, perché poi in un sistema elettorale maggioritario come quello della Gran Bretagna ovviamente vince uno e l'altro perde, finito non ci sono altre possibilità. E nel nostro paese, nei paesi tendenzialmente più meridionali come anche in Spagna, in Grecia eccetera, il problema vero è proprio quello, che c'è una grande frammentazione di partiti, di offerta politica e anche di scelta da parte degli elettori, e quindi il problema ovviamente è quello di costruire delle coalizioni, dei governi di coalizione che mettono insieme a volte capra e cavoli, per così dire, cioè partiti che magari su alcune cose, a volte anche diciamo abbastanza rilevanti, non sono d'accordo su alcune cose specifiche, e quindi bisogna cercare, come dire, un minimo comune denominatore che permette poi a questi partiti di stare insieme in una coalizione omogenea e che abbia un governo che possa governare, cosa che è riuscita tradizionalmente in Italia, soprattutto al centrodestra, in particolare appunto con la Democrazia Cristiana, che insomma era un po' più di centro, ma certamente aveva dentro delle parti più di destra e parti un po' più di sinistra, e comunque diventava il fulcro di tutta la politica italiana. Ma poi nella Seconda Repubblica sostanzialmente Berlusconi con le sue coalizioni è riuscito in qualche modo a mettere insieme appunto proposte, offerte politiche, se vi ricordate già nel 94, che tra loro si guardavano un po' in cagnesco, come la Lega di Bossi all'epoca e la MSI-AM di Fini, appunto, che furono costretti a presentarsi poi separatamente nei vari collegi. Al nord si presentò la Lega, al sud, al centro-sud
entrava invece Alleanza Nazionale. Quindi Berlusconi riuscì in qualche modo a mettere insieme forze che non erano del tutto vicine o che non si amavano molto. La stessa cosa è successo un pochino anche con Prodi al momento delle elezioni, cioè alla possibilità appunto di mettere dentro tutti coloro che erano contrari a Berlusconi. Però questo tipo di coalizione, come già appunto il primo Berlusconi, che sappiamo che è durato pochi mesi, e poi anche il Prodi del 2006, che è durato appunto neanche 2 anni, si trova davanti al problema di governare con forze politiche che appunto non sono molto, non si conciliano bene tra loro e quindi vanno incontro appunto a grandi sconfitte. E quindi Professore, nasce appunto il problema tipico della sinistra in particolare, cioè come riuscire a mettere insieme dei partiti che arrivino in qualche modo a poter essere competitivi con la coalizione chiamata di centrodestra. una curiosità, professore, perché i partiti a un certo punto hanno sentito, addirittura già nel 48, PC e PSI, ma lì si capisce, hanno la necessità di fondersi. Poi da quando c'è il maggioritario più o meno, mi sembra che sia abbastanza, come dire, lineare, partiti che si presentano in coalizione ai seggi e che dovendo rispettare la volontà dell'elettore, come coalizione va a governare o va a fare opposizione. Perché questa pulsione? L'abbiamo visto Margherita PDS, Alleanza Nazionale, Forza Italia, secondo lei? Ma dunque, adesso non vorrei essere così tacciato di partigianeria, però effettivamente accade che molto più spesso i partiti cosiddetti di sinistra o di centrosinistra siano un po' più critici rispetto alle alleanze, cioè non vogliono stare insieme a gente che non la pensa in modo abbastanza simile agli altri, cosa che invece, come stavo dicendo prima, è abbastanza più difficile nel centrodestra. Appunto Berlusconi riusciva a mettere insieme coalizioni nelle coalizioni partiti che in realtà non avevano un po' niente a che spartire tra loro, e anche adesso, anche con la stessa Meloni, insomma i partiti che fanno parte di questa coalizione non è che condividono tutte delle scelte, alcune scelte principali, però tutto sommato per il vantaggio ulteriore appunto di governare insieme, ovviamente chiudono un po' alcuni occhi rispetto a alcune cose specifiche. Nella sinistra o nel centro-sinistra questo accade addirittura spesso prima delle elezioni stesse, cioè si è visto nel 22 dove ognuno andava un po' per i fatti propri, cioè non riuscivano proprio a impostare un programma che fosse simile. Questo da una parte è, non so come dire, positivo, perché comunque ognuno cerca di mettersi insieme a compagni di viaggio che la pensano come loro. Insomma, pensiamo appunto alla politica come un viaggio che si fa insieme ad altre persone. Ora è ovvio che quando noi intraprendiamo un viaggio, cerchiamo di avere insieme gente che condivide il nostro percorso, il nostro modo di vita durante quel viaggio, eccetera. E per cui da questo punto di vista è una cosa positiva, perché ognuno non rinuncia alle proprie prerogative. Dall'altra è negativa, perché facendo così non si riesce a governare, non si riesce neanche a essere competitivi. È vero che poi durante il momento in cui si deve governare certamente alcune scelte devono essere condivise un po' da tutti i partner di governo, e quindi diventa difficoltoso, come dicevo prima, nel governo Prodi per esempio dopo un anno già si era che era impossibile che sopravvivessero. Quindi è come se ci fosse un po' troppo il bisogno di identità rispetto invece al bisogno di governo, invece che un paese, ovviamente in un paese una cosa è fondamentale. Ma quindi possiamo dire, professore, che a sinistra è più difficile trovare un leader rispetto a destra, proprio anche per la visione diversa e critica che ha la sinistra rispetto alla destra, perché mi sembra di poter dire che quando si va in coalizione un leader diventa determinante. Sì, questo è vero, effettivamente la presenza appunto di Berlusconi, come abbiamo detto, nei 20 anni insomma, di governo del centrodestra è stata ovviamente, come dire, accettata per così dire da tutte le forze in campo, tranne Fini che sappiamo a un certo punto si era rotto le scatole e se n'è andato. Però certamente la presenza di un leader forte e carismatico a volte
diventa fondamentale per costituire una coalizione che regge anche nel tempo, cosa che probabilmente la sinistra non è mai riuscita a trovare, perché Prodi era un po' un momento di compromesso tra le varie forze, da Lema non ne parliamo, e per Renzi ancora di meno, per cui di fatto non c'è stato nel centro-sinistra un leader potenzialmente che poteva essere, non so, penso a Berlinguer, se fosse stato in questa seconda repubblica, probabilmente sarebbe stato visto come un leader accettato anche da altre forze politiche, mentre prima con Berlusconi il centrodestra, adesso forse anche con Meloni, il centrodestra appunto riesce ad avere un leader più carismatico che riesce a mettere insieme tante cose che magari altri leader non riescono a sostenere, o comunque di cui non sono d'accordo. Vediamo anche adesso sono i dissidi tra Lega e Forza Italia, oppure con gli stessi il problema della Santanchè attualmente, eccetera. Sono tutte cose che, se vengono governate da un leader carismatico o comunque con un leader capace, ovviamente riescono a far continuare l'opera di governo. Se invece non c'è un leader sufficientemente abile, probabilmente possono portare alla disgregazione di questa esperienza politica, come è stato Mastella per esempio con Prodi, ecco, se lo ricordiamo. In chiusura, poi la lasciamo su impegni, professore, il capitolo fusioni, no? Lei ha ricordato quello del 48 che non funzionò tra PC e socialisti, PSI. In genere non funziona, però mi sono venuti in mente due esempi. Uno recente, posso dire che ha funzionato, posso dire dalla parte opposta, perché io sono schierato, comunque ha funzionato. Io non credevo, l'alleanza Verdi e Sinistra è stata anche alle ultime europee, ha funzionato molto bene, anche in termini elettorali. E poi mi è venuto in mente, chiedo a lei professore, noi insomma eravamo a Radio Padania, la fusione che ha funzionato meglio più di tutte è stata quella di Bossi, quando ha messo insieme Lega Veneta, Lega Lombarda, Movimento Friuli, Lega Piemonte, Lega Liguria. È stato anche se lì ovviamente è diverso, siamo in situazioni diverse, non c'era chiaramente un quadro come quello di quando si uniscono due partiti veri e propri, però lì aveva funzionato. C'è qualcosa in giro che può funzionare nel panorama politico, qualcuno che può sposarsi, che può fondersi? Sì. No, è vero, tanto per tornare al 48 lì c'è stato un errore fondamentale, perché appunto siccome PC e PSI all'epoca nel 46 separatamente avevano, diciamo, sommando i loro seggi e le loro quote di voto, avevano la maggioranza assoluta o comunque quasi, avevano capito più o meno che quella poteva essere la strada. Ovviamente lì non avevano pensato alla reazione da parte in particolare degli Stati Uniti, della Chiesa, eccetera, e contro un'ipotesi, per così dire, di ingresso in qualche modo dell'Unione Sovietica nel nostro paese. Quindi lì c'è stata proprio una miopia di fondo di fatto che ha fatto perdere questo partito unico. Per ciò che riguarda invece più vicine a noi il processo che ha avviato Bossi o la Lega Veneta ancora prima di Bossi, era una cosa effettivamente diversa, perché metteva insieme tanti partiti territoriali in una sorta di offerta territoriale unica nel nord in particolare, e quindi quello ovviamente faceva, cioè siccome l'idea di fondo era una sorta di federalismo, come sappiamo che era un'idea secondo me vincente, perché prendeva in considerazione i vari aspetti territoriali, cercando poi di fare una proposta unitaria, ma comunque differenziata per ogni provincia, ogni regione, eccetera. Allora quella era un'ipotesi effettivamente corretta dal punto di vista di un'unità di forze politiche e territoriali che si univano in un processo comune a un livello più elevato. È una cosa che secondo me potrebbe funzionare anche adesso, magari anche per il centro-sinistra, non so, fare un'unione di sindaci. In realtà il centro-sinistra sta governando in moltissime dei capoluoghi di provincia, un po' in tutta Italia, insomma, i capoluoghi di regione. Quindi probabilmente fare una specie di proposta politica che parte dal territorio e diventa qualcosa di diverso dal resto delle forze politiche forse potrebbe essere vincente, anche perché attualmente, come abbiamo detto più volte, sta stravincendo l'astensionismo, e forse tornare a un rapporto più stretto con l'elettorato territoriale potrebbe essere una manovra vincente, anche appetibile dalla popolazione che invece diserta le urne ultimamente.
Ultimissima, il centro, la bella di Castiglia, tutti la vogliono, nessuno se la piglia. Questo centro, No, il di centro cui non esiste, insomma, non c'è niente da Ah, fare. proprio. C'è stato il centro della Democrazia Cristiana che vabbè, era un centro mangia tutto, insomma, perché aveva dentro di tutto, ma oggi ormai la contrapposizione di fatto in tutto il mondo sostanzialmente tra il centrodestra e il centrosinistra, con qualche ventata un po' extra politico di protesta eccetera, però nel futuro suppongo che la grande contrapposizione sia tra queste due aree, insomma, che come abbiamo visto ormai anche negli Stati Uniti, un po' dovunque, insomma, dove Trump adesso ha vinto del 3%, l'altra volta ha vinto Biden più o meno dello stesso livello, quindi c'è una sorta di alternanza forse ultimamente che favorisce un po' dappertutto il centrodestra, però poi nel futuro c'è la possibilità che ci sia un ribaltamento qua e là, insomma. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Fatemi ringraziare ancora il professor Paolo Natale. Grazie davvero e risentirci a presto. A presto, arrivederci. Andiamo, appropinquiamoci verso la conclusione delle trasmissioni. Io ritorno quasi quasi a Dago Spia, il mio caro Dago Spia. C'è sempre Fausto Tauzi. Ti amo. Tutti mi chiamavano predestinato, ma per me esiste solo la predestinazione al lavoro. Yannick Sinner, dopo la vittoria a BC in Australia, mette nel mirino il Grand Slam. Posso fare ancora meglio, ma devo crescere sulla terra e sull'erba. Voglio diventare un tennista completo. Se riuscirò a convincere il coach Cahill a rimanere, lo scopriremo in futuro. Di certo ci tenevo a vincere a Melbourne, anche per lui. La rinuncia al torneo di Rotterdam, il mio corpo ha bisogno di tempo per recuperare. E qui proprio, ormai sono i tempi, stavo per dire l'Italia, no? Sono i tempi. È fortissimo questo ragazzo, subito gli chiedono il Grande Slam. Il Grande Slam, credo sia dai tempi di Rod Lapp, cioè il Grande Slam quando vinci i 4 tornei, gli Open, nello stesso anno. Altrimenti c'è il Kerry Slam che lo ha vinto Agassi, poi anche i 3 tenori hanno vinto tutti i tornei, Djokovic, Federer e Nadal, non però nello stesso anno. Adesso quest'anno gli chiedono il Grande Slam. Ma per fortuna che il ragazzo ha la testa sulle spalle. Poi vabbè, questo non lo leggo perché mi fa un po' schifo. Un professore cinquantenne che invia 10.000 messaggi in un solo mese su studentesse di 13 anni, ho già letto troppo. Una scoperta difficile da digerire. In Danimarca è stato ritrovato un fossile di vomito di 66 milioni di anni fa. A fare la scoperta è stato un cacciatore di fossili, Pete Bannick. Ha notato uno strano agglomerato di frammenti di giglio marino incastrati nel gesso. Una volta ripuliti si è capito che si trattava di rigurgito di un predatore dell'era Cretacea. Generali in battaglia, l'assalto di Monte dei Paschi a Mediobanca è un mezzo per arrivare al bottino grosso, gli 800 miliardi di risparmi gestiti dal Leone di Trieste in vista dell'assemblea dei soci dell'8 maggio. I due schieramenti, Nagel Donnet da un lato, Caltagirone Miller con l'appoggio del governo dall'altro, ritoccano le partecipazioni. L'ipotesi più probabile è che Mediobanca proponga una propria lista e ricandidi Donnet, ma il suo passo falso con l'operazione Natixis ha fatto storcere il naso a più di un azionista, che faranno Fondazione CRT e Benetton, che insieme valgono poco più del 6%. E poi vediamo. Te ne vai o no? Pochi ministri sono stati incollati alla poltrona come la Santanchè, altro che pitonessa. Lei è Lady Coccoina. A scriverlo non è Elish Lane, ma il giornalista destrorso Mario Giordano, che sulla Verità verga un editoriale al veleno per chiedere le dimissioni della signora Garnero. Giordano, come disse il suo ex maestro Cirino Pomicino, Daniela non è appassionata di politica, è appassionata di potere, per questo rimane lì attaccata al suo ministero. Fra lei e il potere c'è solo il Vinaville. Trump cambia il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America e Google Maps si adegua.
D'altronde il CEO di Mountain View, Sandra Pichai, era in prima fila all'insediamento del Tycoon alla Casa Bianca. Anche la cima dell'Alaska Denali verrà modificata in Mountain McKinley negli Stati Uniti, in linea con le disposizioni del presidente USA. E allora noi romani ricominciamo a chiamare il Portogallo Lusitania e la Bulgaria Tracia. Bello però, dai, sarebbe più bello. Infatti si dice ancora i lusitani del Portogallo, io lo dico spesso. Tracia, i Traci, bello, bellissimo. Bulgaria, Tracia, sì. Perché se dici Est Europa ti viene in mente l'Europa sovietica, la miseria, la mancanza di libertà, i grandi problemi. Una degenerazione di tecnobeoti. Una tredicenne barese ha denunciato il padre per maltrattamenti. Il motivo: le ha disattivato la connessione a internet dopo un litigio. Questa l'avevamo vista anche prima. Te ne vai o no? La Santa De Che è smentita in diretta. La pittonessa ha detto che le sue dichiarazioni riportate su 4 giornali oggi erano ricostruzioni fantasiose e di non aver mai pronunciato il chi se ne frega, ma la stampa pubblica l'audio integrale del colloquio con i quotidiani e c'è tutto, compreso il chi se ne frega relativo alle critiche del partito e la sberla alla Ducetta. Sapete, Dagospia chiama Giorgia Meloni Ducetta. L'impatto sul mio lavoro lo valuto io. Allora, vediamo se riusciamo a sentire. Riesci a mettermi in condivisione l'audio, Sveva? Vediamo. Sì. Quello che avevo da dire l'ho già detto, non è che ci sono molte novità, mi sembra, al di là delle... quello che lei ha dichiarato... A me va benissimo, quello che ha dichiarato lei perfetto, quello che ho dichiarato io perfetto. Quindi lei ha detto che devi fare valutazioni, la legge ha fatto. Tutto molto normale. Io non leggo di un mondo che non mi appartiene, io guardo le cose che devo fare. Non c'è nessuna associazione di categoria, nessuno che mi attacchi le mie persone. Saremo in diretta. Niente, si sente troppo male, quindi lasciamo perdere. Siamo alle conclusioni. Grazie a Donna Sveva e a Lorenzo Magnifico, meravigliosamente sulla tolla di comando di energia tecnica, e grazie soprattutto anche a voi, a tutti voi, per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.